Ma sento i passi, stanno arrivando. Li sento, ma mi attaccarono, mi pigliano tutti cose. Compa mi scanto, ma se ne ammazzano. È giusto vi si è scandata, ma fai l'uomo e fallo pito figlie. Compa, sento i passi, stanno arrivando. Li sento, ma dobbiamo attaccare o ci prenderanno tutto. Compa mi scanto e se ci ammazzano. Va bene avere paura, ma sii uomo e fallo per il tuo clan. Poi, ma chissà qua. Questa? Patrizia si chiama. Su Instagram la trovi, Patrizia Casosizza. Patrizia Casosizza? Ora la aggiungo e le scrivo. Ma chissà qua? Quella coi capelli ricci, Anna si chiama, la vuoi conoscere? Certo. Però giustamente qualcuno me la deve presentare, non è che mi ci posso presentare così, mi piglia pazzo. Io non la conosco, però te la può presentare Peppe Facciconiglio. E qua? Chi giochi fece scuole medie con Caterina Tozzia? E che ne sa, gioco che feci scuola media Mezzia Caterina? No, scusa, hai ragione. Allora, la moglie di Peppe Facciconiglio aveva un baglio. Eh. Quando iniziò la prima guerra mondiale, il nonno di suo nonno fu chiamato alle armi. Aspetta, il nonno del nonno di chi? Di Giosuè. E ora sto Giosuè qua. Giosuè è il figlio illegittimo della moglie di Peppe Facciconiglio. Vabbè, non sono fan del gossip dell'Ottocento. Qua chiamo che chissà si sta maritando con Navuccio. Che devo fare per farmela presentare? Hai ragione. Facendola breve. 30 anni fa, dopo la caduta dell'impero austro-ungarico, è inutile dire che lì l'opinione pubblica Ho fu capito, scossa in ma maniera piccanuscira incredibile. Idda. Una volta che la giovane Italia fu costituita, ma prima che i padri costituenti della Repubblica Oh. scrivessero la Costituzione. Oh, Piero Angela! Ma perché non c'è una femmina ma piglia la laurea in storia della Repubblica Italiana? Che devo fare? Faccio la richiesta al capo di Stato? Devi parlare con tua cugina Mariuccia che la conosce da un po' di tempo. Aspetta, tu mi contasti mezz'ora di storia e a dire solo di mia cucina Mariuccia? Sì. E vi come prima? Ma perché ti volevo tenere sulle spine? Ma allora si sciunzo. Il giusto. Sai con cosa mi sei o duca di che tabellotta? Perciò no, la mogliere di Iachino Puparo. Oro! Famiglia, propongo un brindisi alla fine della guerra, che sia un periodo di pace e prosperità per tutti. Salute! A salute! Salute! E proceda! Picciotti, i dolci! Anna, po' caffè! Picciò! Che cose luci arrivare? Venite qua! Famiglia, propongo un brindisi alla fine di questo brutto periodo e ad un nuovo inizio di gioia e tranquillità per tutti. Alla salute! Alla salute! Ragazzi, i dolci sono arrivati! Che c'è, tu non ne mangi dolci? No, non mi va. E perché? Sono triste. Perché sei triste, vita mia? Ho paura che ritorni un periodo brutto come questo qua e non ci possiamo più vedere. Tesoro mio, devi sapere che noi di momenti difficili nella storia dell'umanità ne abbiamo passati tantissimi. Invasioni, carestie, guerre, glaciazioni, quando arrivarono i tassi la prima volta. Quindi devi sapere che nel futuro ci saranno altri periodi brutti, magari anche peggio. Però l'importante è che sai che non siamo soli e che li supereremo come abbiamo sempre fatto. Va bene? Me lo fai un sorriso? Vai a prendere un po' di dolci, dai.